Io qui strappo una promessa al Presidente, perché io il teatro lo voglio vedere aperto tutto il giorno. È talmente bello che deve essere visitabile anche per le migliaia di turisti che oggi stanno invadendo in modo pacifico la nostra città. Presidente, questo si può fare? Ci stiamo organizzando. Ha ragione il Sindaco, il teatro deve essere un luogo che vive tutto il giorno. Il Teatro Comunale del Monaco come un museo aperto ai turisti. La proposta piace e verrà sviluppata. Solo una delle anticipazioni di 20 e 10 sul futuro del simbolo culturale di Treviso, che si appresta a vivere la sua prima avventura sotto l'egida del Teatro Stabile del Veneto, ancora di salvezza che ha allontanato lo spettro della chiusura. Il Comunale sta per iniziare la stagione 2019-2020 e se la presentazione ufficiale è fissata per giovedì 19 settembre, il Presidente Beltotto anticipa ad Antenna 3 alcuni assi nella manica. Apriamo con Marco Paolini la stagione di prosa e invece la stagione lirica, Madama Butterfly. Portiamo uno dei più bei goldoni che siano mai stati prodotti, Ovvero? la Casanova. E poi avremo, diciamo, una cosa che credo che piaccia a tutti, una grande stagione di comici. Il Marco Paolini, che porta a Treviso lo spettacolo nel tempo degli dei, è solo una delle chicche della nuova vita del Monaco, come ad esempio nella politica degli abbonamenti, con due novità: sconti agli under 26 e alle famiglie per attrarre un pubblico eterogeneo in sala. E ancora, il progetto di un teatro che diventa editore dei testi rappresentati. Questi testi spesso vengono scritti per noi. Allora, in accordo con le case editrici dei nostri grandi autori, Bugaro su tutti, vorremmo prendere i suoi testi, ridurli a volumi e poi metterli in vendita per la gente che viene a teatro. Nuova vita del Comunale nell'anno in cui si celebra il 150° compleanno, e qui è il Sindaco ad anticipare. Festeggeremo questo grandissimo evento con un concerto straordinario, con degli ospiti straordinari. Questo no, non vi posso dire cosa. Stavo per dirle, perché stavo per sarà chiederglielo. una sorpresa per la città. Ma una festa già ci sarà il 19 settembre. Alla sera la stagione teatrale verrà presentata direttamente al pubblico in una grande festa cittadina, alla quale Comune Teatro invitano in diretta anche il neo ministro alla cultura Franceschini. Invitiamo Franceschini il 19 sera? Assolutamente sì, Ma certo, ci il ministro mancherebbe. Franceschini. Assolutamente. E per l'occasione il presidente Beltotto, con una battuta, strappa un'altra promessa a Conte. Se il 19, quando presentiamo la stagione, non c'è fuori la bandiera del Leone di San Marco, mi dimetto. Io non volevo rovinare la sorpresa del Presidente, ma era un omaggio che la città voleva fare proprio al teatro, e quel giorno l'avremo appesa.